Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Voi la Linea. Sale la tensione a Trieste in vista della manifestazione di domani in porto. Lo scalo verrà bloccato da 15.000 persone in quanto i cortei saranno limitati davanti agli accessi dello scalo. Il prefetto Valerio Valenti conferma l'impossibilità di mediare, il governatore Massimiliano Federica non nasconde la sua preoccupazione e il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino conferma la volontà di lasciare. Potrebbero essere numeri importanti, superiori ai 15.000 che abbiamo registrato nelle manifestazioni dei giorni scorsi, e quindi l'attenzione va innanzitutto a evitare che ci siano turbative per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica. Valuteremo poi nel corso dello sciopero, o presunto tale, perché effettivamente non si tratta di uno sciopero autorizzato, quindi potrebbero esserci anche, questo valuterà poi l'autorità giudiziaria, le ipotesi di reato che si configurano a danno dell'attività pubblica anche che il porto esercita, e quindi comunque valuteremo il comportamento dei manifestanti, che mi auguro sia civile e che non crei appunto ricadute negative sull'ordine e la sicurezza pubblica. Le trattative si fanno quando ci sia un punto di caduta, quando c'è una linea sulla quale chi tratta è disposto a cedere qualcosa. Mi sembra di capire che dalle intenzioni, dai manifesti, dalle dichiarazioni, l'unico obiettivo sia la revoca del Green Pass, e quindi non ci sono trattative su questo. Non da fuori regione non ne siamo certi, da fuori città sicuramente sì, vedremo, però si preannunciano sicuramente numeri importanti. Trieste sarà il cuore di tutte le proteste praticamente, perché nelle altre parti del Friuli Venezia Giulia sono previsti piccoli presidi. Sì, insomma anche stamattina è stata condivisa questa informazione, cioè che pare che sia soltanto Trieste che, come dire, raccoglie questa protesta. In realtà gli altri porti italiani in questo momento non soffrono di queste difficoltà. Presidente, cosa succederà domani al porto di Trieste? Ma succede che il porto si ferma perché ci sarà una manifestazione, sottolineo non uno sciopero, una manifestazione che invece di essere fatta come è stata fatta in questi giorni in città verrà spostata ai varchi, impedendo a chi vuole andare a lavorare di poterci andare e ai traffici di continuare a lavorare. In questo senso quali saranno le ricadute economiche? Che cosa si aspetta? Perché insomma un giorno forse il porto lo può reggere di blocco, ma 2 sono già troppi. Sapete già che io ho criticato fortemente il fatto che il blocco sarà un blocco ad oltranza, voluto dai portuali, dal CLPT, e quindi è chiaro che abbiamo traffici che vengono deviati. In questo momento stavo guardando in rada, abbiamo non so quante navi, e voi capite perché. Le navi sono in rada perché chiaramente si preparano per domani. E poi però ci sarà un sabato, una domenica, un lunedì, un martedì, un mercoledì, un giovedì in cui gli operatori dovranno valutare se continuare a pensare che il porto di Trieste è un porto affidabile, è un porto competitivo come li abbiamo abituati negli ultimi quasi 7 anni, e a parte quelli che sono i traffici attuali abbiamo tanti investimenti che devono decidere se continuare ad operare sul porto di Trieste, e tanti dialoghi con altri investitori che stiamo portando avanti. Quindi sono miliardi di euro che chiamano al cellulare del sottoscritto per sapere che cosa devono fare, e il sottoscritto ha già detto a tutti quello che ha intenzione di fare, perché se devo sacrificare la mia vita, come ho fatto e ho volentieri fatto in tutti questi anni, per far vivere meglio delle persone, per farle lavorare meglio, creando valore in questo porto, in questa città, e poi dopo ci si trova che il porto viene usato per altri fini, non pensando al danno che creano alle loro famiglie, alle famiglie di chi vive in questa città e alle generazioni, ai loro figli e quant'altro. Mi dispiace, ma io già una volta ai portuali ho detto di usare la testa e non la pancia, e mi hanno seguito quella volta, e questa volta sembra che non mi seguono, e allora sono abituato a gestire cose dove la gente mi vuole bene. Se la gente non mi vuole bene vado da un'altra parte.
Presidente, manca un giorno all'ora X, poi scatterà l'obbligo del Green Pass. Come stanno andando le trattative con il governo? Noi abbiamo come regioni e come sistema regionali dobbiamo applicare al meglio la norma e quindi la criticità che abbiamo sollevato ieri in conferenza è la disponibilità di tutto il settore, quindi quello privato, di erogare un numero sufficiente di tamponi rispetto alle richieste. Chiaramente questo riguarda tutto il settore privato perché il pubblico si deve occupare dei tracciamenti, del ricostruire le catene di contagio e quindi garantire la salute da quel punto di vista. Mi auguro che da questo punto di vista ovviamente ci sia anche una responsabilità da parte di tutti, sapendo che il Paese vive ancora un momento difficile, ne stiamo uscendo grazie agli sforzi e grazie alla importante campagna vaccinale che abbiamo fatto, dobbiamo continuare in questa direzione. È in via di conclusione la maxi commessa da 370 milioni di euro tra la Danieli di Buttrio e la statunitense Nucor. Ieri da Portonogaro è partita la gigantesca cesoia da lamiera di 320 tonnellate. È partita da Portonogaro questa grandissima cesoia da 320 tonnellate, ultimo pezzo di un accordo con la Nucor, che è un colosso americano del settore. Che cos'è questa cesoia? La cesoia è, diciamo, una delle macchine più importanti dell'intero laminatoio, che è un impianto che produce lamiere, quindi fogli d'acciaio, in questo caso di dimensioni importanti, tra le più grandi disponibili sul mercato. Pensate che la lamiera più grande che produce l'impianto ha 4,3 metri di larghezza per uno spessore di 50 mm. Questa cesoia fa parte delle macchine che eseguono i tagli di calibrazione, quindi di messa in geometria voluta del prodotto. L'impianto diciamo, conta un tonnellaggio di 32.000 tonnellate complessive, quindi numeri colossali. Sarà un impianto di riferimento per il settore siderurgico nei prossimi 30 anni, anche di questo abbiamo orgoglio, e anche per diciamo, la tecnologia d'avanguardia che Daniele ha fornito al cliente che come sempre è un partner e che qui a Buttrio in particolare ha visto costruire per 10.000 delle 32.000 tonnellate le macchine a maggior contenuto tecnologico e di maggiori dimensioni. Dietro di me una delle nostre 3 allesatrici, diciamo centri di lavoro a Portale, di dimensioni ragguardevoli e tecnologia d'avanguardia, le quali ci hanno proprio permesso di fare la lavorazione meccanica, così si chiama, dei pezzi principali. Va detto che appunto Buttrio ha dimostrato, e ho veramente l'orgoglio di dirlo, quanto fa parte del nostro DNA vincente, che in un anno e mezzo, a tutti noto quanto problematico, siamo riusciti a vincere la sfida, raggiungendo gli obiettivi di consegna e qualità del progetto e quindi trovando soluzione in un periodo appunto di fortissima difficoltà. Questa è l'azienda, abbiamo collaudato tutte le macchine secondo un piano estremamente intenso, come sempre facciamo qui in Danieli. I test tecnologici sono stati svolti con sistemi remotizzati, sfruttando la digitalizzazione che oggi ci ha aiutato e ci ha anche indicato strade nuove, ricevendo poi il cliente nell'ultimo periodo per gli ultimi collaudi. Questa è stata una sfida di produzione senza dubbio, ma è stata anche una grande sfida logistica di trasporto fino a Porto Marghera di Portonogaro e poi da lì fino in Kentucky. Sì, allora diamo alcuni numeri per inquadrare da un punto di vista logistico il progetto. Stiamo parlando in totale di una spedizione di 33.000 tonnellate, corrispondente a circa 100.000 metri cubi, 6.000 colli, di cui 600 eccezionali. Nel caso specifico il cliente ci ha chiesto di fornire le macchine con il massimo livello di assemblaggio, proprio per garantire dei tempi di montaggio e di avvimento in cantiere molto rapidi. Questo ci ha portato ad una stretta collaborazione con l'ufficio di progettazione delle macchine fin dall'inizio del progetto,
in modo che la progettazione delle macchine stessa tenesse conto di quelli che sono i vincoli di trasportabilità. Proprio per rientrare nei limiti sono stati fatti degli studi specifici anche sulle macchine più grandi, con degli imballi personalizzati in modo da ridurre sia gli ingombri che i pesi e garantire ovviamente la protezione richiesta. Il grosso dei volumi delle spedizioni è stato fatto qui in Italia, con i porti di Monfalcone e San Giorgio c'è stata un'ottima collaborazione che ci ha permesso nel periodo di picco delle spedizioni tra maggio e giugno di spedire quasi il 30% dell'intero progetto. Torniamo per un attimo alla spedizione, abbiamo detto 320 tonnellate il pezzo completo, che non è partita da qui però intero. No, il pezzo è stato assemblato in prossimità del porto, e questo perché ci sono dei vincoli di trasportabilità dal nostro stabilimento di Butrio ai porti regionali. Sono stati spediti i componenti principali che poi sono stati assemblati dal nostro personale nello stabilimento prossimo al porto. Oltre alla cesoia che è stata caricata al porto di San Giorgio di Nogaro, la nave si sposterà nel porto di Monfalcone dove imbarcherà altre 2000 tonnellate per poi dirigersi verso il porto di New Orleans. Da New Orleans la cesoia raggiungerà il cantiere su una chiatta, risalirà il fiume Mississippi e l'Ohio per poi sbarcare nella banchina del cliente. Il mondo dei trasporti è stato chiaramente colpito dalla pandemia che in un anno e mezzo ha sconvolto il mondo. Come avete reagito voi? Gli effetti della pandemia sul mondo dei trasporti ci ha messo di fronte nel giro di pochi mesi ad uno scenario completamente diverso e quindi abbiamo dovuto rivedere in corsa quella che era la strategia logistica. È stato necessario prenotare con largo anticipo le navi per garantirci gli spazi nave, consolidare i volumi facendo delle sinergie tra diversi progetti che abbiamo nel Nord America e prenotare delle navi a completa disposizione nostra. Questo è stato possibile grazie ad una pianificazione accurata che è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le funzioni di progetto, dalla direzione di progetto all'ufficio tecnico, al procurement, alla produzione e alla logistica. L'ex magistrato Carlo Nordio è stato ospite ieri sera di Palazzo d'Aronco per un incontro incentrato sulla giustizia e sulla magistratura. Al convegno hanno partecipato anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il Sindaco di Udine Pietro Fontanini. Giustizia sfiduciata, un incontro per parlare di come si può migliorare questa macchina così delicata dell'Italia. È una macchina molto delicata e tra l'altro sono usciti dei libri, o meglio delle confessioni di alti magistrati che hanno fatto scricchiolare questo apparato dello Stato che è l'apparato della giustizia. Oggi abbiamo qui a Udine un ex magistrato, un uomo di cultura perché lui ha pubblicato anche un libro, scrive editoriali sui giornali, sui quotidiani e siamo molto contenti di averlo qui per sentire un po' come la vede lui questa situazione, che è una situazione penso di trapasso e di qualche passo in avanti rispetto a una situazione che lascia preoccupata l'opinione pubblica, che vede nella magistratura qualche elemento un po' che crea qualche dubbio. Ecco, io spero che anche l'incontro di stasera dia un'immagine forte della magistratura perché abbiamo bisogno di giudici seri, giudici onesti e super partes soprattutto. Una epoca storica questa di disordine sotto diversi profili. Beh sì, la prima è l'argomento di questa sera, cioè la sfiducia in una giustizia che si è rivelata non solo inefficace ma anche tormentata dalle vicende interne della magistratura. Il doppio scandalo emerso con l'affare Palamara dove si è rivelata la baratteria e il mercato di cariche nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura
è stato addirittura superato dallo scandalo ancora maggiore di una procura simbolo come quella di Milano, dove sono indagati un po' tutti, dal procuratore capo fino agli aggiunti e ad alcuni sostituti. Se poi a questo aggiungiamo il fatto che alla Procura di Roma c'è un procuratore la cui nomina è stata dichiarata illegittima dal giudice amministrativo, allora sì, i motivi per avere, diciamo così, una certa diffidenza nei confronti della giustizia ci sono. Cosa si può fare? Oddio, è un discorso di un vasto programma. Io direi di attuare il codice di procedura penale che voleva il vecchio professor Vassalli, cioè di orientarci sempre di più verso un ordinamento anglosassone e quindi con la separazione delle carriere, con la nomina completamente diversa del Consiglio Superiore della Magistratura. Io sono sempre stato favorevole al sorteggio fatto tra persone qualificate, la discrezionalità dell'azione penale che invece adesso è arbitraria e tutte quelle cose che hanno reso la civiltà giuridica anglo-americana molto più avanti della nostra. Mi sembra che su questo una riflessione sia da fare. Ringrazio anche Nordio che è venuto qui a raccontare il suo punto di vista autorevole. E su questo assolutamente io penso che la politica a livello nazionale debba porsi un interrogativo, perché una giustizia poco efficiente ed efficace rischia anche di avere ripercussioni economiche importanti. Io ho incontrato molti investitori che hanno paura di investire nel nostro paese, un po' per la giustizia, un po' per la normativa farraginosa, un po' per la burocrazia, però sono tutti fattori che dobbiamo risolvere perché anche questo vuol dire lavoro. Piccola pausa pubblicitaria, poi ci ritroviamo qui a Dove la linea. Bentornati a Da Voi la linea. Si completa con l'inaugurazione della scuola secondaria di primo grado l'investimento da 8,5 milioni di euro per il polo scolastico fondato dal gruppo Danieli a Butrio. L'Educational Hub 013 è caratterizzato dal percorso didattico English Tech Plus che unisce le basi culturali italiane al irrobustimento della logica e matematica, supportato anche dall'uso della lingua inglese. Ingegner Benedetti, un percorso cominciato nel 2009 che va in qualche maniera a completarsi da 0 a 13 anni. Il gruppo insomma ha fatto la sua parte importante per garantire un percorso di studi al passo coi tempi. Oggi diciamo questo, all'inizio non c'era questa visione, la visione era più semplice, volevamo dare una mano alle famiglie e con i 2 genitori che lavorano, coprire la mancanza di asili con un orario che non sia quello amministrativo pubblico, ovvero dalle 7:30 alle 18 per la gente che lavora normalmente. L'abbiamo fatto, abbiamo iniziato ad accettare bambini dall'età di 3 mesi, però siamo arrivati a 5 anni e abbiamo detto il problema come a 10 rimane, non è che il bambino lo posso mandare in autobus eccetera eccetera, quindi siamo arrivati qui per questa ragione e strada facendo abbiamo per così dire perfezionato il metodo di insegnamento per la soft skill grazie al Pio X di Treviso che ha fatto un'impostazione internazionale e anche direi un'impostazione che è un giusto mix tra input umanistico e scientifico, quindi il fare con una visione che solo una cultura umanistica può dare. Credo che il nome di Luca Paccioli, con cui abbiamo intestato, onore a lui, la scuola, sia una buona sintesi di questo mix umanistico-scientifico, essendo lui un ottimo esempio di questo. Ecco, tutto qui. E i risultati sono soddisfacenti, i bambini e i genitori soddisfatti, soft skill, la capacità di fare e soprattutto l'attitudine a esprimere i propri talenti con la soddisfazione di tutti.
Vogliamo spiegare quali sono le caratteristiche del percorso che viene proposto qui a Butrio? Allora, la scuola che proponiamo ormai qui da 5 anni per quanto riguarda la scuola primaria, dall'anno scorso è partita la scuola secondaria di primo grado Luca Pacioli. Allora, è una scuola paritaria, quindi in realtà consolida quello che è un buon impianto della scuola italiana, quindi non rinuncia a quella che è anche un attimo il consolidamento dello sviluppo delle competenze base nella propria madrelingua. Però l'autonomia ci dà una possibilità infinita, l'autonomia scolastica, anche nell'elaborare dei percorsi di potenziamento e fortemente innovativi. Per la nostra scuola sono sostanzialmente 3, un percorso centrato che si chiama English Plus, che implementa l'apprendimento e l'utilizzo della lingua inglese con insegnanti in madrelingua dalle 12 alle 14 ore settimanali per ogni scuola. Quindi non solo lingua inglese ma anche materie che utilizzano la metodologia CLIL, quindi materie fatte in inglese. Un'implementazione della lingua inglese e non solo, anche un'implementazione del settore tecnologico, quindi la possibilità di conoscere in maniera approfondita quelli che sono le tecnologie, le nuove tecnologie informatiche e digitali, la robotica, i primi elementi di elettronica e automazione, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, in una logica però di attivazione, quella capacità di ragionamento, di problem solving, di ragazzi che entrano anche nel mondo della tecnologia capendone profondamente i processi. Questa è la sfida. E il terzo percorso, non ultimo, è il percorso, chiamiamolo artistico-creativo, che è invasivo rispetto a tutte le aree, che è un percorso estremamente significativo dal punto di vista di uno sviluppo armonico della persona e di un'apertura e una cura, direi, alla dimensione estetica, al bello, un'apertura sempre della mente. Oggi l'inaugurazione ufficiale anche della scuola media, per dirlo in parole semplici. Ci sarà l'opportunità per le famiglie di conoscere questa struttura, di poterla visitare, quindi degli open day? Allora, sì, post pandemia, se possiamo dire così, anche se non del tutto, però rispetto all'anno scorso potremo organizzare degli eventi, degli open day. Il primo proprio questo sabato 16 ottobre, poi ne avremo un altro a novembre, un altro a gennaio, in cui sì, apriremo la scuola, ovviamente però garantendo tutte le regole concernenti la sicurezza, per cui l'accesso in realtà è possibile solo per chi possiede il Green Pass e con tutti gli accorgimenti per poter entrare. Eventualmente, come abbiamo fatto l'anno scorso, comunque garantiamo anche il collegamento online per chi non potesse accedere alla struttura. Sindaco, si amplia l'offerta del polo scolastico che il gruppo Danieli ha creato, fondato qui a Butrio? Beh sì, si vede che abbiamo a che fare con un'azienda che ha visione, è un'azienda che guarda al futuro, guarda anche al futuro culturale delle nuove generazioni. Questi ragazzi che intraprendono questo percorso sicuramente avranno una marcia in più grazie al percorso che stanno facendo. Un'iniziativa nata per dare una risposta alle famiglie dei lavoratori del gruppo Danieli, ma c'è stata poi subito un'apertura al territorio. Beh, è una necessità. È una necessità perché dobbiamo pensare a una tipologia di scuola innovativa, diversa, dove la lingua inglese, l'informatizzazione dà un'apertura mentale diversa. Cioè, questi sono ragazzi che sicuramente avranno più opportunità. Un segnale di ripartenza, l'inaugurazione del Superstore Conad di Tavagnacco, comune sempre più appetibile a livello commerciale, soddisfazione da parte del sindaco Moreno Lirutti che sta lavorando anche per la riapertura della piscina comunale ancora in attesa di una nuova gestione. Sono con il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti in una fase di ripartenza con l'inaugurazione del Superstore Conad. Certo, una ripartenza molto attesa questa qui al centro commerciale Friuli e stamattina credo premiata anche dalla clientela numerosissima che alle 9 già si affacciava alla porta di Conad. Una proposta tra l'altro molto interessante quella di Conad, come abbiamo detto, perché mette insieme qualità, sostenibilità e attenzione al cliente.
Certamente poi nel contesto qui della Tresemane è una partenza interessante perché riqualifica tutto l'asse della Tresemane. Tavagnacco è un comune attentissimo alla Tresemane, al commercio, ma non solo al commercio, perché la Tresemane e anche il nostro territorio vuole essere attento anche al turismo, vuole essere attento alla ristorazione, vuole essere attento anche a diventare un buon luogo di lavoro e di residenza per le imprese innovative, anche tutte le imprese che sono legate in qualche modo al digitale. Ecco. Sindaco, siamo alla vigilia dell'obbligatorietà del Green Pass. Quali sono le sue sensazioni da sindaco di una comune così grande? Ma io sono estremamente preoccupato perché questa situazione cade in un momento nel quale c'era una ripresa molto interessante e quello che può capitare domani con la questione del Green Pass è una questione che ci preoccupa soprattutto per i trasporti. Ieri sera ho preso le notizie anche dal porto di Trieste abbastanza preoccupanti, quindi io spero che si possa affrontare la situazione con buon senso e che il governo nazionale ci dia qualche ulteriore strumento per venire incontro alle persone che per motivi diversi di salute ma anche di convinzione in questo momento non si sono vaccinati. Noi invitiamo tutti a vaccinarsi. Laddove la percentuale dei vaccinati sale, vediamo che cala drasticamente la percentuale dei morti e la percentuale dei ricoverati. Quindi questa è la strada, però nel rispetto di tutti probabilmente bisogna trovare anche qualche ulteriore soluzione. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.